Buongiorno. La svolta nell'omicidio di Marco Cossi, il 48enne che è stato ucciso a coltellate in via Isonzo a Padova. Dopo l'interrogatorio a Fiume di martedì è stato fermato questa mattina dalla polizia Samuele Donadello, 47enne, socio e amico della vittima. Tra poco avremo in diretta la conferenza stampa del questore Marco Odorisio, ma intanto ricostruiamo questa terribile vicenda. È in carcere Samuele Donadello, 47 anni. Dopo l'interrogatorio Fiume e la confessione di martedì, il GIP del Tribunale di Padova, su richiesta della Procura, ha firmato un'ordinanza di custodia cautelare a suo carico con l'accusa di omicidio volontario. È lui il presunto assassino di Marco Cossi, il 48enne ucciso con una quindicina di coltellate in via Isonzo lunedì notte. Con Samuele Donadello, Cossi lunedì avrebbe dovuto realizzare il suo sogno e aprire un'attività di food truck. Proprio questo il probabile movente dell'omicidio. A stringere il cerchio attorno a Donadello era stato l'esame di tabulati telefonici della vittima, un uomo che di solito non usciva di casa la sera. Le ultime telefonate erano state fatte proprio con Donadello, che durante l'interrogatorio Fiume di martedì in questura avrebbe consegnato il coltello e ammesso il delitto. Servizio di Chiara Gaiani, sentiamo l'amica barista sconvolta per la notizia dell'arresto del killer di Marco Cossi, il socio con cui doveva aprire il food truck, e frequentava anche lui il bar, ma nell'ultimo periodo, dice la barista, era molto cambiato. Questa svolta cosa ne pensi? Ma prima pensavo, però io non voglio pensare per questo, ma troppo brutto, non voglio pensare, ma sei Samuele, ma quanto ieri ho sentito sono Samuele, ma Dio, io ho detto no, ma sono Samuele, ma no, questo non è davvero. Quando Samuele, quando vieni qua, oppure porto la figlia qua, ma Marco sempre gentile con la Samuele, ma fino adesso io ho detto no, questo non è decreto, sono di Samuele. Quando li hai visti l'ultima volta assieme, Marco e Samuele qui? Diciamo un po' di mesi fa, quest'anno, ma noi quando Samuele passò qua, non come solito, gentile, sempre sorridenti, non come solito. È cambiato un po', però non lo so come vuol dire, cambiato un pochino, però. Ma io non voglio. Mi dispiace insomma che sia stato lui, cioè che sia lui l'assassino, non lo pensavi? Sì, pensavo un po', non voglio pensare di più, ma questo è brutto, ma questo è troppo brutto, ma persone, ma non fa così, no. Andiamo in diretta a Padova adesso perché è iniziata la conferenza stampa del questore Marco Odorisio. Sentiamo. Fatto una premessa e ringrazio la squadra mobile della Questura di Padova e la Procura della Repubblica di Padova. Poi adesso ripercorreremo le fasi e l'attività di indagine di un delitto efferato che ha scosso anche la comunità Padova e quindi una risposta che andava data nell'immediatezza, contestualizzare l'accaduto e individuare il presunto o quantomeno il protagonista, la persona indagata in stato di arresto. Col Procuratore della Repubblica ci siamo sentiti, tenuti in contatto già dalla sera di domenica, così come anche con il capo della squadra mobile, col pubblico ministero che si è recata sul posto e continuativamente è stata tutta la notte, anche un domani mattina fino alla sera, ripeto, in sinergia si è lavorati per dare una risposta con il quadro che si era già chiuso a meno di 24 ore dall'accaduto. Dopo 15 ore il quadro era già delineato in ordine a quantomeno con gli accertamenti che adesso vi andremo ad illustrare. Come ricorderete, in sala operativa la sera di domenica 19, quindi
arriva una richiesta da parte di due ragazzi che appunto stavano transitando, un ragazzo e una ragazza, lì nel sottopasso, e vedono una persona praticamente che con le braccia chiedeva aiuto e faceva segno di fermarsi. I due ragazzi si fermano, erano intorno alle 22, e vedono che l'uomo presentava delle abbondanti ferite con perdita di sangue, aveva una prima coltellata che dal mento praticamente gli aveva aperto la guancia e si era conficcata la gola, altre varie ferite. Chiamano i volanti, nel mentre qui arrivano i volanti, si chiama il 118, l'uomo si accascia per terra. Il 118 arriva, non può far altro che constatare la morte, quindi ci troviamo dinanzi ad un caso di morte, ma chi è che parla? Il caso di morte violenta, con probabilmente un'arma bianca. Quindi sul posto si reca immediatamente i volanti, il 118, la squadra mobile, la polizia scientifica. Viene immediatamente notiziato il pubblico ministero di turno che si reca sul posto. Veniamo notiziati io e il signor procuratore, già che ci sentiamo con tutti coloro che si iniziavano a occupare di questo efferato omicidio. La scena del crimine viene, come si dice in gergo, no? Viene praticamente circoscritta, isolata. C'è un vecchio adagio che dice, da vecchio mobiliere, vecchio lo sono, anche un po' di squadra mobile l'ho fatta, dice che il morto parla e che ogni omicidio è già risolto, però bisogna sul posto saper ascoltare il morto e saper leggere la scena del crimine. La scena del crimine viene quindi dalla scientifica delimitata. E il primo dato che emerge è che l'autovettura era regolarmente parcheggiata a bordo strada, aveva due portiere aperte, quella anteriore, lato autista, e quella posteriore, dietro l'autista, lato sinistro. La persona era a terra, si fa una prima ricognizione e viene identificato perché non aveva aveva il portafogli con tutti gli effetti personali, carte di credito, denaro contante, aveva il suo cellulare, l'autovettura non era stata rovistata. Quindi la scena del crimine ci sta dicendo che molto probabilmente o quasi sicuramente a quell'ora la vittima, che poi viene identificato per Marco Cossi, si era incontrato con qualcuno che conosceva. Esclusa l'ipotesi della rapina finita male, da una prima visione dal sangue e dal tipo di coltellate, soprattutto li ho visti anch'io nell'immediatezza, quella data parte dal labbro, apre il labbro giù e si conficca. Parlando con i colleghi mi sono permesso di dire ci troviamo dinanzi ad un caso di overkilling. L'overkilling, perdonatemi, non è un gergo poliziesco. Allora, in diretta il questore Marco Dorisio che sta riepilogando tutto quello che è accaduto dopo l'uccisione di Cossi, e torneremo in diretta perché, come sapete, è stato arrestato l'amico e socio della vittima, Samuel Donadello. Ma adesso andiamo sempre in diretta a Venezia, proprio nel cuore di Venezia, in Calle San Barnaba, perché c'è stata una rissa questa notte tra due tunisini che si sono presi a coltellate. Uno dei due è in gravi condizioni. In diretta Anna Maria Parisi con l'operatore Sandro Ponchio. A te Anna Maria. Sì, eccoci direttore, buongiorno. Ed è una Venezia che si è risvegliata sotto shock, questa della zona residenziale di Calelunga San Barnaba, come dicevi tu, e qui dove ci troviamo noi con le immagini di Francesca Pezzo, vedi sono ancora visibili, direttore, i segni dell'accoltellamento con chiazze di sangue ovunque. La cosa scioccante è che mentre comunque da una parte stanno ripulendo le tracce del
la violentissima rissa di ieri sera, dall'altra la gente, come si vede dalle immagini, cammina anche sopra queste tracce senza rendersi conto di quanto accaduto. Ma ripercorriamo i fatti. Sono da poco trascorse le 20 di ieri sera, quando presso l'ex ospedale Giustinian, che si trova proprio di fronte a noi, avviene la rissa con i due tunisini, uno di 37 e l'altro di 32 anni, che si accoltellano vicendevolmente. Quindi dall'ex ospedale Giustinian corrono l'uno verso Callelunga San Barnaba e l'altro lo insegue dietro. Con loro anche un gruppo di amici, altri 3 persone che comunque li rincorrono, e quindi è tutto un rincorso lungo questa calle con le tracce di sangue, come vedi, che sono ancora visibili. Uno colpisce il 37enne al petto e vicino alla coscia, e mentre il 37enne colpisce il 32enne con 2 coltellate all'altezza dei glutei. Come dicevi tu, è grave il 32enne, ora ricoverato a Mestre. Adesso ci avviciniamo verso il locale dove poi è entrato in una pozza di sangue uno dei 2 tunisini. Qui abbiamo sentito anche poco fa il proprietario e gestore del locale, Raul Chiarato, sì. Ecco, ci racconta cosa è successo ieri sera mentre lei era qui dietro al banco. Sì, guarda, allora è arrivato questo ragazzo e praticamente era già ferito alla parte destra qua della faccia, tutto insanguinato. Ha aperto il frigo e si è preso una Coca-Cola, che gli ho detto: cosa stai facendo? Perché è andato fuori in calle, si è sciacquato, ha aperto con i denti la bottiglietta e si è sciacquato il viso, quindi ha fatto sangue dappertutto. Poi si è spostato un po' più avanti, ha fatto la stessa cosa. Nel frattempo sono arrivati altri 3 giovani, quindi avrò avuto sempre sulla trentina, grosso modo, e si sono messi a discutere qui davanti. Gli hanno tolto la bottiglietta, l'hanno appoggiata nella botte, sopra la botte lì, e nel frattempo lui se ne è preso un'altra perché non so, voleva lavarsi, no? Non si voleva lavare con del sangue con la Coca-Cola. Nel frattempo lei però chiama la polizia. Io ho il telefono per chiamare sia la polizia che mi hanno passato, gli ho riferito che c'era un ragazzo pieno di sangue, quindi c'è stata una rissa, e sono rientrato. Quando sono uscito un'altra volta ho guardato i ragazzi, praticamente i 3, si stavano dirigendo verso Campo San Barnaba, e uno si è fermato all'altezza del bar, l'ho visto accasciarsi a terra. Quello invece ferito, che si stava lavando, e stava scappando, tornando indietro, e mi ha visto al telefono e mi ha indicato il tipo che era per terra. Avvisata che c'era un'altra persona riversa a terra. Sì. Insomma, c'era sangue dappertutto. Sangue dappertutto, sì, difatti io ho dovuto pulire perché avevo anche clienti dentro, non potevo lasciare la calle piena di sangue, era un lago, quindi sono andato fuori, ho pulito, ho sistemato tutto perché giustamente non potevo lasciarlo così. Nel frattempo, dopo una quarantina di minuti, sono arrivati i soccorsi. Poi ho tentato di chiamare un'altra volta le forze dell'ordine, stiamo arrivando, ho fatto stare che sono arrivati dopo circa un'oretta. Ecco Raul, senta, questo non è un fatto legato alla mala movida, è da dire. No, non è legato alla movida, ma penso a spaccio di droga, regolamento di conti, però siamo in una zona tranquilla e avere questa situazione, perché qui dietro c'è il CERT, non è bellissimo anche per i residenti che sono qua. Cioè non si può lasciare andare in giro questa gente a fare quello che vogliono, soprattutto in orari, erano le 8:15 di sera, quindi non in orari tardi dove era presto, quindi io sono preoccupato perché giustamente io ho anche gente, vengono qui con famiglie, con bambini, cosa fai? Non siamo anche tutelati e non c'è controllo, perché posso dirlo, non c'è, passano pochissime volte. Ecco, hai sentito, direttore, con l'appello del gestore del locale dove uno dei 2 feriti accoltellati di ieri sera qui in Callelunga San Barnaba ha chiesto
aiuto, chiedendo appunto addirittura allo stesso Raul di avvisare le forze dell'ordine, con il suo appello alle forze dell'ordine affinché passino più frequentemente lungo questa zona. Il nostro collegamento termina qui, grazie a Raul Chiarato, nostro ospite. Grazie. Ti restituisco la linea, Anna Maria direttore Parisi, grazie Anna Maria Parisi, a Francesca Pezzo per la parte tecnica. Dovremmo poter tornare in diretta, non so se riusciamo, sì, a Padova, dove il questore Marco Dorisio sta ricostruendo le fasi dell'omicidio di Marco Cossi e dell'arresto del suo killer, un socio e amico, ex amico. Vediamo, sentiamo. Colpimento da contatto, quindi vuol dire che quel giubbotto era stato, oltre colpito dal gocciolamento, anche a contatto con una fonte ematica di sangue umano. Ma noi eravamo andati la sera prima, nella notte, e abbiamo acquisito anche le immagini proprio dell'abitazione di questo signore, no? Del 47enne padovano, dove esce già la mattina, poi esce la sera indossando proprio quel gilet smalicato nero e rientra verso le 23:30 sempre indossando il gilet smalicato nero trovato nel bagagliaio della sua auto 10 ore dopo, perché siamo andati a prenderci la mattina, sul quale non ha saputo dare spiegazioni. Non solo, quindi le telecamere, il giubbotto intriso di sangue, da gocciolamento compatibile con le ferite al collo, oltre alle ferite all'addome e al torace. Le immagini delle telecamere, quel giubbotto proprio ce l'aveva indossato, le immagini delle telecamere, i tabulati, i contatti telefonici, il WhatsApp che sono dati appuntamento. In effetti la macchina era parcheggiata, i due sportelli erano entrambi aperti, lato sinistro guidatore e dietro il passeggero, esclusa la rapina, quindi l'overkilling ci aveva indirizzato sulla pista giusta. Siamo alle 15, siamo a meno neanche a 24 ore dall'omicidio, siamo a 17 ore dell'omicidio. L'assassino è stato, o il presunto assassino, perdonatemi, c'è la presunzione di innocenza, è stato individuato. Aggiungo, ininfluente poi anche la confessione, poi arriveremo anche alla confessione, pardon, non è una confessione, sono dichiarazioni autoaccusatorie e autoindizianti. Col pubblico ministero alle 15, quindi, la dottoressa Benvenuti, il dottor Magnoni e l'ispettore, lo diciamo, come si chiama, Onori, la collega, perché poi ha un ruolo. Allora avete visto proprio il questore Marco Dorisio, così è stato incastrato il killer, tracce ematiche sul suo giubbotto, le immagini mentre usciva di casa e poi anche l'appuntamento dato via WhatsApp, per cui è stato relativamente facile individuarlo, anche se il questore Dorisio correttamente parla ancora di presunto omicidio. Adesso andiamo in diretta da Daniela Sizia a Cison di Valmarino, perché un 19enne in auto si è schiantato contro un muro questa notte, è in fin di vita. A te Daniela. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Noi ci troviamo proprio in Piazza della Vittoria, siamo a Tovena di Cison di Valmarino e qui è avvenuto l'impatto drammatico della macchina di questo 19enne di origini moldave. Abbiamo sentito pochi istanti fa un testimone, il figlio era proprio con questo ragazzo ed altri amici al bar poco distante, poi si è spostato, forse ci diceva voleva andare a prendere le sigarette, sa di fatto che ha fatto davvero pochissimi metri, probabilmente sembra, ma ovviamente tutto al vaglio dei carabinieri a forte velocità. Direttore, questa è un'ex scuola comunale chiusa da 30 anni, qui guarda l'impatto ha completamente distrutto il cancello, una vicina ci ha detto ha sentito tremare i vetri, poi l'auto ha continuato, la corsa è arrivata fino qui
è caduto il motore addirittura della macchina, la macchina si è fermata in questo posto e poi il ragazzo purtroppo è stato sbalzato fuori là sui gradini dove ci sono i segni purtroppo del ragazzo che lo ricordiamo è in fin di vita all'ospedale di Treviso, dove è stato trasportato immediatamente viste le condizioni. Un incidente gravissimo, i residenti ci dicono questa è una strada dove corrono tanto, l'abbiamo visto anche noi in questi minuti, le macchine sfrecciano, c'è una curva, forse il ragazzo è arrivato proprio da lì, dalla curva a forte velocità e non è riuscito a tenere l'auto che, come vi dicevo, si è schiantata contro questo ingresso, contro questa cancellata e poi la macchina, avete visto, il motore addirittura per dei metri è finito qui dalla parte opposta della strada. I cittadini sono davvero strada comunque pericolosa, però mai abbiamo visto un incidente così grave. Fra pochi minuti dovrebbe arrivare qua anche il figlio di questo signore che abbiamo sentito, che ci diceva è stato il primo a soccorrerlo, il primo che è arrivato, è un amico, lo ha immediatamente, sono arrivati là, hanno chiamato i soccorsi, lui era già privo di sensi e insomma in una situazione davvero gravissima. Lo attendiamo. Direttore, appena avremo la testimonianza di questo ragazzo ti richiederemo la linea. Qui da Cison di Valmarino è tutto, ti restituisco la linea. Grazie molte a Daniela Siziaco, il nostro operatore Tommaso Bigotto, oggi in regia Edoardo Paris e Alessandro Granziera. Andiamo a Vicenza perché fiumi di droga, quasi 400 dosi sequestrate in 4 mesi dal nucleo operativo della polizia locale di Vicenza. In manette anche uno spacciatore. Ci colleghiamo con Luisa Bertini e con Simone Squarcina per le riprese. A te Luisa. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Prima di parlare delle operazioni che sono state messe in campo dalla Polizia Locale di Vicenza, una notizia da Costa Bissara perché nei giorni scorsi una banda di predoni ha fatto irruzione in una ditta appunto nella provincia del Vicentino. Secondo le prime ricostruzioni i ladri avrebbero violato i sistemi di sicurezza e oscurato le telecamere per fare poi irruzione all'interno dell'edificio rubando la cassaforte che era nascosta all'interno, bottino che rimane da quantificare e le indagini sono in corso da parte dei carabinieri. Ma come anticipavi, noi ci spostiamo, adesso siamo qui al comando della Polizia Locale insieme ai miei ospiti che sono il commissario Alessandro De Franciscis e il commissario Guido Guglielmi, perché per un bilancio di questi ultimi 4 mesi di attività volta al contrasto soprattutto degli stupefacenti. Partiamo intanto con i numeri di questa attività degli ultimi 4 mesi. Vediamo circa 400 le dosi sequestrate con 65 operazioni effettuate. Sì, in questi primi 4 mesi, ancora da concludere, abbiamo effettuato 65 operazioni mirate al contrasto dello spaccio diffuso delle sostanze stupefacenti e abbiamo effettuato il sequestro di 400 dosi di sostanza stupefacente che varia tra la marijuana, la cocaina, il crack, l'eroina e anche l'hashish. Ecco, un'ultima operazione proprio degli ultimi giorni ha portato anche all'arresto di un pusher. La zona è quella tra Quadrilatero e Campomarzo. Sì, nei giorni scorsi proprio recenti abbiamo effettuato l'arresto di un pusher di origine straniera che ha effettuato una cessione di sostanza stupefacente all'interno dell'area del Quadrilatero, Campomarzo per essere più precisi. Dopodiché a seguito di alcuni servizi effettuati nei giorni precedenti avevamo individuato l'abitazione di questo pusher e quindi abbiamo effettuato una perquisizione domiciliare dove abbiamo rinvenuto 34 dosi di cocaina, 24 di eroina e contante per più di 1.100 euro che ovviamente abbiamo sottoposto a sequestro. Ovviamente il fenomeno dello spaccio, noi sappiamo che la zona di Campomarzo attira anche clienti tra virgolette da fuori città.
Sì, la piazza di spaccio conosciuta, appunto quella dell'area verde di Campomarzo, attira anche clienti che vengono da fuori provincia, in quanto è tra le piazze più economiche che ci sono qua attorno. Quindi diciamo che attira naturalmente dei clienti che possono permettersi un po' la dose che costa poco. Abbiamo anche lo spaccio che è diffuso magari in alcuni quartieri della città, dove lì naturalmente la sostanza costa di più e chiaramente la clientela è una tipologia diversa rispetto a quella che viene a Campomarzo. Ma non parliamo solo di spaccio, ma anche di antidegrado, perché anche voi avete controllato numerose persone, attenzione soprattutto al fronte dei bivacchi. Sì, noi abbiamo fatto più di 2000 interventi, abbiamo identificato più di 350 persone. La nostra squadra si occupa prevalentemente dei bivacchi mattutini e del degrado che c'è in città e nei quartieri limitrofi, oltre a collaborare strettamente con il collega dei NOS sulle operazioni. Ecco, io ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi. Linea allo studio. Grazie molte a Luisa Bertini e Simone Squarcino. Adesso torniamo in diretta a Padova dalla conferenza stampa del questore Odorisio. Ci sono per noi Valentina Visentin e l'operatore Andrea Benetti. Si tratta di una conferenza stampa in cui il questore ha comunicato l'arresto del presunto assassino di Marco Cossi. Sentiamo. L'azienda della nettezza urbana, le date e i calendari in cui i compattatori passano a recuperare dai cassonetti, gli diamo la via e ci dicono che già lunedì mattina era passato il compattatore a rimuovere tutto. Quindi se anche nell'ipotesi in cui dopo l'omicidio l'aggressore si è soddisfatto buttandolo in uno di cui abbiamo anche visto che ormai avevamo puntato, abbiamo visto anche l'eventuale percorso che poteva aver fatto, e quindi vedendo su quelle strade 5 km circa l'abitazione dell'aggressore rispetto al sottopassaggio, abbiamo interessato la ditta che recupera i rifiuti. Siamo andati presso due discariche chiedendo di poter avere l'elenco che abbiamo preso a verbale degli autisti e soprattutto se nei rifiuti, perché poi certo non è che se ho appena commesso un omicidio mi preoccupo di fare la differenziata, aspetta è metallo, vado a buttarla, e loro ci dicono oggi non è arrivato nulla, abbiamo comunque nei giorni precedenti, vabbè comunque poi non escludiamo nulla, 2 coltelli che non sono assolutamente compatibili e sono antecedenti, quindi li abbiamo presi. Quindi l'arma del delitto, e poi ho appreso oggi che addirittura è stata consegnata durante l'interrogatorio, quindi voi immaginate la scena, siamo qua il pubblico ministero, no? Quindi, adesso sì, l'indagato, perché lunedì sera esce dalla questura come indagato, durante l'ora tira fuori, consegna il coltello, poi apprendo anche, ripeto poi no, che già il RIS di Parma è stato incaricato delle indagini, vedo dei sorrisi, mi fa piacere, incaricato delle indagini che saranno fatte la Procura e il Servizio Nazionale della Polizia Scientifica di Roma, il servizio di biologia. Quindi per carità, a onor del vero dico, voi siete... credo, no? Rendete un servizio, è giusto l'interesse pubblico, però bisogna dire le cose corrette, la verità bisogna dire. E quindi facciamo questo e arriviamo alle 24 ore, noi di sera facciamo ancora questa ulteriore ricognizione e la persona esce dalla questura, il 47enne, indagato, e noi il quadro era chiaro, in 15 ore avevamo già risolto l'omicidio. È ininfluente le dichiarazioni indizianti con la Procura già d'intesa, facciamo la comparazione del gilet con le tracce di sangue, risulta che è sangue della vittima, questione forse di 1 o 2 giorni, sarebbe arrivata l'ordinanza di custodia cautelare, c'era già un quadro e accertamenti chiari e oggettivati. Se non che il colpo di scena... Avete sentito
No, vediamo il colpo di scena, scusate. Martedì mattina alle 8 arriva una telefonata al centralino della questura dove il 47enne che la sera prima aveva lasciato la questura come indagato, formalmente indagato, iscritto al registro per omicidio volontario, chiede di parlare con l'ispettore della squadra mobile che aveva partecipato alla verbalizzazione delle sue sommarie informazioni testimoniali, quindi il 20 non c'è stato l'interrogatorio, sono due istituti diversi dal punto di vista penale e processuale, per chi non lo sappia, e parla con l'ispettore e dice: ispettore, si ricorda, dice: guardi, ho bisogno di fare altre dichiarazioni, sto venendo in questura. Ovviamente l'ispettore chiama tutti, squadra mobile chiamiamo, quindi ovviamente essendo indagato anche eventuali ulteriori dichiarazioni devono essere assunte. Arriva subito il pubblico ministero titolare dell'indagine, l'uomo arriva da solo, senza l'avvocato, arriverà dopo l'avvocato. E qui ammette, o quantomeno rivede le dichiarazioni del giorno prima. Se il giorno prima aveva detto nelle sommarie informazioni che non era presente sul luogo, che era altrove, quindi contraddizioni ripeto, smentite da quanto già oggettivato, fa delle parziali, diciamo così, ammissioni, comincia da me. È chiaro, a quel punto arriva l'avvocato, quindi le sue dichiarazioni autoaccusatorie, autoindizianti, il quadro era già certo, anche se non si fosse venuto, non si è costituito, ha fatto ulteriori dichiarazioni, ha confessato, stiamo ancora verificando tutte le fasi, no, delle sue dichiarazioni autoindizianti, quindi non ha dato nessun contributo, non ha consegnato nessun coltello, perché ancora il coltello oggi non è stato trovato e non c'è, né tantomeno posso capire come che i RIS possono fare di Parma degli accertamenti su un coltello, su un corpo di reato che non c'è. E quindi 10 ore racconta quello che è accaduto, noi già l'avevamo quantomeno oggettivato, che era uscito, quello che ha fatto la domenica mattina, che si era dato appuntamento, si conoscevano, che c'era questa attività, questo sogno di poter avviare questo truck food per la vendita appunto di panini in strada. Arriva al momento, quindi non nega di essersi dato appuntamento, di essere uscito da casa, di essersi incontrato, si è giunto in monopattino, ha fatto un pezzo e si sono dati appuntamento proprio lì, quindi macchina parcheggiata e 2 sportelli aperti. Con la procura faremo anche degli accertamenti tossicologici per verificare lo stato dei due, se avessero anche assunto qualcosa, parliamo di sostanze stupefacenti, e si delinea il movente, che sì, il movente è quello relativo, no, a questo avvio di questa società, no, di truck food. E nasce una lite, mentre sono seduti praticamente, no, Cossi davanti e l'altro dietro, nasce una lite, una divergenza di vedute sugli affari, perché poi stiamo verificando, faremo ulteriori accertamenti, perché quell'attività doveva servire come copertura per la vendita di droga, per la vendita praticamente di sigarette con liquido di THC e tetracannabinoido praticamente, quindi si vendono delle droghe già con lo svapo, così uno può anche dissimulare, e per la vendita delle chetamine, visto che là vicino c'è anche un locale dove spesso si fanno eventi a base di musica techno e via dicendo. Nasce una divergenza da questo punto di vista. Adesso stiamo verificando anche tutta la vicenda del coltello, chi l'ha portato, sembra che il coltello fosse una disponibilità, ripeto, comunque sono tutti aspetti, le indagini, insomma, siamo a 3 giorni dall'omicidio, insomma, penso che abbiamo già fatto tanto, e quindi il movente è questo. L'altro dice no, io questa cosa non la faccio, voglio fare, e quindi nasce questa colluttazione, spunta il coltello
e quindi dopo le coltellate inferte vedo l'aggressore va via, l'uomo ferito gravemente ma è ancora in piedi, ha le ultime energie vitali, residuali, tanto che vede arrivare 2 ragazzi. Allora, avete sentito, no? Un movente relativo proprio a questa attività, con però anche ci sono di mezzo anche sostanze stupefacenti, perché una brutta storia, la tragica fine di quest'uomo. Il questore Odorisio ha proprio raccontato per filo e per segno tutto quello che è accaduto attraverso le indagini della Polizia di Stato. E intanto la Polizia Penitenziaria di Rovigo ha sventato un piano di evasione dal carcere di un detenuto ristretto al regime detentivo speciale che sarebbe dovuta avvenire con il supporto di complici all'esterno e con l'impiego di un elicottero e la successiva fuga all'estero anche attraverso possibili azioni cruente. La scoperta è avvenuta dopo un'attività di controllo e perquisizione all'interno delle celle dove sono stati trovati nel carcere di Rovigo telefonini cellulari illegalmente introdotti nella sezione di alta sicurezza e nascosti in aree comuni. Il rinvenimento degli apparecchi ha portato all'iscrizione di un procedimento penale per alcuni detenuti per il reato di accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione. La Procura ha quindi disposto ulteriori approfondimenti, disponendo accertamenti tecnici sui cellulari sequestrati, scoprendo così attraverso proprio i cellulari il piano di fuga di un detenuto. Pertanto il vertice dell'istituto penitenziario ha predisposto un'azione preventiva vanificando l'evasione, quindi sarebbe stata un'evasione da film, era tutto pronto, ma per fortuna attraverso le comunicazioni sui cellulari questo piano di evasione è stato scoperto e sventato. Vediamo un altro episodio di cronaca davvero così sconcertante, un uomo che ha tentato di investire il vicino di casa con una ruspa, è stato arrestato a 70 anni, è accaduto a Paese nel Trevigiano. È salito su una ruspa, poi ha tentato di travolgere il vicino di casa con il quale aveva appena avuto l'ennesima lite. È accaduto in Via Verdi a Paese, un rancore covato da tempo per motivi legati a questioni di confine, una discussione accesa iniziata nel pomeriggio che ha rischiato di finire in tragedia. Un 70enne, ad un certo punto accecato dalla rabbia, ha preso la ruspa e senza pensarci 2 volte ha tentato di investire il vicino di casa, un 50enne di origini albanesi. Il pensionato, per fortuna, non è riuscito nel suo intento, ma ha danneggiato una piattaforma che era presente nella proprietà del 50enne, dove sono in corso alcuni lavori edili. La vittima dell'aggressione, spaventata dalla reazione del vicino, ha subito allertato le forze dell'ordine. In pochi minuti sul luogo è intervenuto un'auto dei carabinieri. I militari hanno tentato di calmare gli animi e riportare la situazione alla normalità, ma il 70enne, furibondo, si è scagliato anche contro i carabinieri, aggredendoli con spintoni e calci. Per lui è scattato l'arresto per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. L'anziano, difeso dall'avvocato Simone Guglielmin, è comparso davanti al giudice per il processo per direttissima. L'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il giudice Iuri De Biasi ha convalidato l'arresto e disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell'obbligo di firma giornaliera presso i carabinieri di Paese. Il processo invece è stato aggiornato al prossimo 26 settembre. Servizio di Daniela Sizia, e non sono ancora chiari i motivi per cui 2 diciottenni hanno sparato a dei ciclisti sulle strade dei Colli Euganei nel giorno di Pasquetta. Sentiamo. Sparavano ai ciclisti con una carabina da soft air. Per questo 2 giovani di 18 anni residenti in provincia di Padova sono stati denunciati dai carabinieri della stazione di Lozzo a Testino. 2 gli episodi che li vedono coinvolti, entrambi nel pomeriggio di lunedì di Pasquetta. Il primo episodio si è verificato in via Vasche, nella frazione di Vovecchio, dove un ciclista è stato colpito alla gamba sinistra da alcuni pallini. La vittima ha fornito ai militari il modello, il colore e la targa parziale dell'auto dei responsabili, oltre a un dettaglio distintivo: la presenza di tendine bianche nel lunotto posteriore. Grazie alle immagini di videosorveglianza comunale, i carabinieri hanno rapidamente individuato il veicolo e risalito al proprietario. Il figlio di quest'ultimo, uno dei 2 diciottenni, ha consegnato spontaneamente l'arma, una carabina elettrica da soft air di vendita libera.
prelevandola dal sedile posteriore dell'auto. L'arma è stata sequestrata. Le indagini hanno permesso di ricostruire anche un secondo episodio ai danni di 3 ciclisti lungo via Marconi a Vo. I 2 giovani sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Rovigo per getto pericoloso di cose. Servizio di Francesco Rattè, vediamo dalla prima pagina dell'Arena di Verona un fatto che riguarda i cosiddetti Maranza. Ragazzi sparano alla fermata delle corriere di Porto di Legnago, una storia che vi daremo poi con tutti i particolari nei telegiornali di questa sera. La sicurezza in Veneto messa ovviamente a rischio, ormai sicurezza si fa per dire perché c'è un'insicurezza generale con i ladri che hanno tentato di entrare in alcune abitazioni a 2 ville nel Vicentino. Tentativi di intrusione in casa registrati negli ultimi giorni in zona Povolaro di 2 ville, non andati a segno ma che hanno sollevato la preoccupazione di cittadini e sindaco. L'altra sera è successo qui a Povolaro, sono entrati in 3 abitazioni, però la cosa peggiore è che sono entrati con le persone dentro. Attenzione al territorio che passa attraverso diversi strumenti in campo, dal potenziamento della videosorveglianza al controllo di vicinato. Accendere tutta l'illuminazione per tutta la notte, so che molti comuni purtroppo per problemi di bilancio non lo fanno ancora, è difficile anche per noi, ma era un impegno che avevamo preso e a 2 ville i lampioni sono sempre accesi tutta la notte. Abbiamo rifatto tutto il sistema di videosorveglianza, portato a 50 e sistemato. Adesso quando succedono fatti anche qui sotto i portici li rileviamo regolarmente, sono molto utili. Abbiamo fatto una convenzione con la prefettura, il 1000 Occhi, che è una convenzione che consente appunto alle persone, alle guardie giurate di fare osservazioni sul territorio. In più abbiamo fatto una convenzione con i carabinieri in congedo di Quinto, che ringrazio pubblicamente, perché 2 sere alla settimana, in più il mercato del mercoledì come oggi sono qui, come si può vedere, fanno un servizio di osservazione sul territorio. E l'ultima, la più importante, conclusa praticamente 2 settimane fa, è partito il progetto di controllo di vicinato. Sindaco che lancia un appello alle istituzioni sollevando il tema della certezza della pena. Il fatto è che questi entrano di giorno, di notte, con le persone in casa, perché sanno che anche se li prendono vengono rilasciati. Qui il fatto di dire deve comunque chi norma la cosa garantire la certezza della pena, io ritengo sia l'unico deterrente che può funzionare. C'è un vandalo che in pratica si è denunciato da solo perché aveva manomesso delle telecamere prima di procedere con degli atti vandalici sulle vetture in sosta vicino al cimitero, ma è stato proprio ripreso. Si tratta di un 20enne padovano, è successo a Sandrigo. Chi di telecamera ferisce, di telecamera perisce. Si può parafrasare così il celebre proverbio per riassumere quanto accaduto all'esterno del cimitero di Ancignano. Un nomade 20enne del Padovano è arrivato a bordo del suo camper domenica pomeriggio, ha tolto l'alimentazione elettrica alla videosorveglianza per tentare delle effrazioni in altre vetture parcheggiate. Del danno si è accorta la polizia nord-est vicentino nel corso di una verifica sugli apparati. In un paio di giorni, incrociando le immagini di altre telecamere, il giovane, già con precedenti per reati contro il patrimonio, è stato individuato e fermato lungo la provinciale marosticana. Il Comune sta investendo moltissime risorse per garantire una collaborazione efficiente tra l'amministrazione e gli agenti della polizia locale e delle forze dell'ordine e sta mantenendo efficiente e puntualmente funzionante tutto l'apparato di videosorveglianza. Per il 20enne è scattata una multa di 5.000 euro per guida senza patente. Il piccolo cimitero di Ancignano è isolato in aperta campagna e spesso soggetto a vandalismi. 2 estati fa una tomba era stata vandalizzata e di recente si sono ripetuti i furti di parti in rame delle tombe e dei loculi. Abbiamo una collaborazione ottimale con le forze dell'ordine, come dicevo, però abbiamo anche una grande collaborazione da parte della cittadinanza, perché questa è una cosa importantissima. I cittadini puntualmente ci segnalano quando vedono movimenti strani, quando ci sono soste non autorizzate, e quindi ci mettiamo subito in moto per presidiare, sorvegliare e prevenire che questi fenomeni accadano.
Aggredita e minacciata di morte in cimitero mentre era andata a trovare il compagno deceduto in un incidente stradale. È stato arrestato, è stato condannato per questo un 53enne, 7 mesi di reclusione. Il compagno morto in un incidente stradale nel 2019, l'auto tamponata da un tir, nulla da fare per l'uomo che muore sul colpo. La fidanzata, ora 44enne, rimane sola con la bambina, ma alla tragedia si somma anche una violenta diatriba con la famiglia di lui che sfocia in un'aggressione fisica e verbale. La donna viene avvicinata dal fratello della vittima nel cimitero proprio mentre stava andando a mettere i fiori nella tomba del compagno. Purtroppo in quel contesto c'è stata una discussione che è degenerata e l'imputato ha minacciato gravemente di morte la mia assistita e l'ha strattonata, l'ha presa per i capelli, insomma, e la signora poi è stata costretta a ricorrere alle cure del pronto soccorso e ha avuto anche successivamente un periodo abbastanza lungo di stress che le hanno provocato anche dei disturbi a livello anche di ipertensione, cardiaci e così via. La donna esasperata dalla situazione ha deciso di sporgere denuncia. In tribunale a Treviso l'imputato, un 53enne, è stato condannato a 7 mesi di reclusione, pena sospesa al pagamento di una provvisionale di 5.000 euro e al risarcimento del danno. Una vicenda drammatica nata dopo la morte del fidanzato a seguito di incomprensioni in ambito familiare. Che però poi ha avuto questo bruttissimo epilogo in un luogo che ovviamente è riservato per il raccoglimento, per la preghiera, quindi un luogo che mai dovrebbe essere utilizzato per fatti così gravi. Probabilmente l'avvocato dell'imputato ricorrerà in appello. Servizio di Daniela Sezzia, ancora incidenti stradali, una vittima lungo la strada regionale del Santo questa notte, è accaduto nel territorio di Cadoneghe. Nello scontro tra un'auto e un camion è morto un 50enne residente a Padova. Viaggiavano su 2 carreggiate opposte, il 50enne verso Padova, l'auto articolato verso Castelfranco Veneto. Era passata da poco la mezzanotte lungo la strada regionale 308 del Santo, quando nel territorio di Cadoneghe l'auto articolato condotto da un 55enne residente a Cadoneghe ha invaso la corsia opposta finendo contro la Polo condotta da Marco Grassetto, 50 anni, di Padova. Uno scontro terribile che non ha lasciato scampo al conducente dell'auto nonostante i tempestivi soccorsi. Sul posto si sono precipitati i sanitari del SUAM 118, i vigili del fuoco di Padova che hanno estratto il 50enne dalle lamiere accortocciate del suo veicolo. A condurre le indagini sono i carabinieri che stanno cercando di capire l'esatta dinamica dell'incidente. La salma del 50enne è a disposizione dell'autorità giudiziaria. Tra le cause al vaglio degli investigatori l'ipotesi che all'origine dell'incidente ci sia stato un malore o un colpo di sonno. L'ennesima tragedia lungo una delle arterie più pericolose di tutta la regione, dove il 10 aprile in uno scontro frontale tra 2 auto avvenuto a Loreggia aveva perso la vita Alessandro Berdin, camionista 50enne di 2 Ville. Servizio di Chiara Gaiani, si è ferita con una scheggia di legno della finestra, è scivolata ed è caduta dal balcone di casa. Il dramma ad Ormelle, una 22enne di nazionalità indiana è stata trovata ferita sul marciapiede da un passante che ha subito chiamato i carabinieri. La ragazza è stata portata in ospedale in condizioni serie con la frattura del bacino. Fortunatamente non è in pericolo di vita. Sul posto, oltre al SUEM, anche i carabinieri. E nel 2024 Paolo Michielotto si era tolto la vita dopo aver perso il posto di lavoro alla metro di Marghera. 2 anni dopo la sentenza del Tribunale del Lavoro che ha praticamente sancito che si era trattato di un licenziamento illegittimo. Sono contenta che sia stato riabilitato al nome di mio fratello. Era una persona brava, onesta, un lavoratore integerrimo che ha dato anima
e corto per l'azienda, basta, non le posso dire altro. Poche parole ma incisive, quelle della sorella di Paolo Michelotto, il dipendente 55enne del magazzino Metro di Marghera, che nell'agosto 2024 si tolse la vita dopo aver perso il posto di lavoro per un presunto danno di 880 euro all'azienda. Dopo circa 2 anni è arrivata la sentenza del Tribunale del Lavoro di Venezia. Quel licenziamento era illegittimo. La sentenza ha riconosciuto questo, cioè che il licenziamento era eccessivo rispetto ai fatti contestati e di conseguenza è stata condannata la Metro a risarcire la famiglia di 15 mensilità. CGIL Veneziana e Filcams avevano avviato insieme alla famiglia una causa legale contro il licenziamento. La famiglia aveva rifiutato un risarcimento diciamo così, prima della causa, perché voleva avere la certezza, voleva avere la sentenza che dichiarasse appunto che il licenziamento è un licenziamento eccessivo, e questo è stato. Quindi è contenta di questa situazione, ovviamente non è contenta, cioè chiaramente la situazione è tragica per quello che sappiamo. Impiegato come addetto alle vendite, secondo l'azienda Michelotto aveva agevolato alcuni clienti consentendo di risparmiare sulle spese di spedizione, pratica contestata inizialmente sospendendolo e poi licenziandolo e calcolando il danno in 280 euro. Michelotto, dopo oltre 30 anni di lavoro, si era così rivolto al sindacato per impugnare la decisione, ma 10 giorni dopo si tolse la vita. Noi siamo qui oggi appunto per chiedere alle aziende di trattare i lavoratori con dignità e di non umiliarli. Ci dispiace che oggi Paolo non potrà gioire con noi questa sentenza. E ringrazio i familiari che con tutto il dolore sono riusciti a portare avanti insieme all'ufficio legale della CGIL e allo studio Azzarini questa causa, che ha riportato la dignità di Paolo, ecco, ha confermato la sua forte dedizione al lavoro, il suo lavoro esemplare che ha sempre effettuato. Ecco, solo questo purtroppo ci dà questa gioia oggi, ma il resto è una giornata triste di una pagina del lavoro. La morte ad Abano Terme di Veronica Babetto, lo vediamo in questo titolo, si spegne a 34 anni a causa di una miocardite acuta. Era un agente di viaggio originaria di Giarre, frazione di Abano Terme, che da tempo viveva insieme alla famiglia Eraclea. Il dolore del marito Umberto stava bene, non aveva mai avuto problemi di cuore. Non pensavo ci fosse tanta cattiveria, ha detto l'imprenditore che, pur mantenendo l'anonimato, ha pagato vitto e alloggio per una settimana ai giovani pakistani sgomberati dal Park del Negro e finiti a dormire per protesta sotto i portici. La cattiveria, l'imprenditore si riferisce alla cattiveria di chi ha molto criticato questa ospitalità offerta dall'imprenditore attraverso Mirella Tuzzato. Le ho sentiti questa mattina alle 7:30, erano veramente contenti perché finalmente avevano dormito su un letto, perché hanno dormito su un letto. Un pasto caldo, un bagno a disposizione, la prima notte in un letto, vestiti puliti con cui andare al lavoro l'indomani. Per gli 11 giovani stranieri che si erano accampati sotto i portici di via Municipio, molti dei quali in precedenza allontanati dal Park dal Negro, una parentesi di normalità, sebbene la bufera politica continui e il futuro rimanga incerto. Li abbiamo intercettati tutti. Tramite loro, naturalmente sono loro che si chiamano, che si parlano, e il problema è che molti hanno paura, molta paura, perché hanno perso i documenti. Anzi, io vorrei anche lanciare un appello: se qualcuno sa di questo zaino con questi documenti di questo ragazzo che è veramente demoralizzato di più, di riportarglielo. Una settimana di vitto e alloggio offerta da un imprenditore che si è rivolto a Mirella Tuzzato, presidente dell'associazione Veneti Schiacciati dalla Crisi, giudicando inaccettabile il grado di disperazione di questi migranti. Lui, quando ha sentito questo ragazzo che ha detto "se questa è vita voglio morire", lui mi ha chiamato, ha detto "io non posso sentire questa frase su un ragazzo giovane, potrebbe essere mio figlio, mio nipote, e non dare la possibilità a questo ragazzo di dire guarda che ci sono anch'io, che posso aiutarti".
proverò una settimana quello che posso fare, ma spero che altri lo facciano. Imprenditore che continua a mantenere l'anonimato non tanto per modestia quanto per paura, dice, di ritorsioni, perché il clima intorno al tema accoglienza, quello politico ma anche quello sociale, rimane infuocato. Lo dimostrano i violenti messaggi che gli sono stati indirizzati via social. Di qualche frase sua. Che non pensava ci fosse così tanta cattiveria, che ce ne fosse sì, ma così tanta cattiveria e ignoranza, ecco, non se l'aspettava. Una goccia nell'oceano, continua a definirla Mirella, che a qualcuno però dà fastidio e che qualcun altro considera di fatto inutile. L'imprenditore, che non so chi sia, un imprenditore anonimo, io lo ringrazio perché per una settimana darà speranza a questi ragazzi. Ma finita la settimana... Che si fa? Cioè, come dire, dopo? È questo il tema, no? Intanto cominciamo da questa settimana e poi vedremo, perché se cominciamo a dire sempre ma ce ne saranno altri, ma intanto cominciamo con questi 11 e poi vediamo. Soluzione accolta con favore anche dalla diocesi che, malgrado il duro attacco ai parroci che hanno difeso i migranti, ha evitato di polemizzare con il comune. Lei sta già pensando a come fare dopo questa settimana? Io intanto cercherei lavoro a questi ragazzi che mi hanno detto uno fa il saldatore, uno fa il giardiniere, uno è muratore, altri 4 lavorano i campi, perciò sanno fare la raccolta. Ecco, vorrei capire, adesso mi informerò con chi di dovere, come fare per aiutare questi ragazzi a trovare un lavoro. E poi la sistemazione, a mio avviso, la troviamo. Basta unire le forze, ecco, che le associazioni non rimangano divise, che la Chiesa unisca. Ecco, e che gli amministratori devono capire che anche loro devono fare un grande tavolo con chi di dovere e con le persone competenti che hanno nel loro territorio. Lancio il mio appello, no, a tutti quegli imprenditori che fanno uso della manodopera di queste persone durante il giorno, che se di giorno sfrutti la loro manodopera, fai lo sforzo di dar loro l'ospitalità. Servizio di Lina Paronetto, ne abbiamo parlato anche ieri sera a Focus. Sentiamo cosa ha detto il vicepresidente dell'Associazione Veneti Schiacciati dalla Crisi, Leopoldo Bottero. Vediamo. Sì, insomma, questo è un aspetto, quello di legge. Poi c'è l'aspetto umano. Guardate, quando si aiuta qualcuno non si aiuta chi se lo meriti, si aiuta chi ne ha bisogno. E quando uno arriva al banco e dice io oggi ho fame, noi non possiamo dire beh adesso studiamo una soluzione che fra 3 mesi vieni qua. Questo ha fame oggi. Questi qua dormono fuori oggi ed è, insomma, se si può risolvere il problema è dignitoso che la gente dorma in un letto e che abbia una prospettiva, che non si disperi e quindi con l'aiuto di tutti si cerca di risolvere. Nessuno ha, come si dice, la lampada di Radino. Capisco anche il sindaco perché i soldi che gli danno per la pubblica assistenza sono quelli che sono e se li mangia tutti quanti in questi casi qua. Capisco i parroci che vanno a dormire fuori, ma là posso fare una polemica, portatene dentro qualcuno in qualche, come si dice, casa del clero che è vuota. Anche questo. Secondo, la nostra associazione fa quello che può, questa volta ci hanno dato dei soldi per risolvere un problema, è chiaro che se poi noi non abbiamo il 5 per 1000 o gli altri soldi che ci mandate non ce n'è per nessuno, cioè non è che il problema c'è. Posso dire 2 cose oblique? Certo. Sono d'accordo. Allora questo era Leopoldo Bottero ieri sera a Focus. Intanto a Pordenone una trentina di migranti hanno protestato di fronte alla prefettura per chiedere una soluzione all'emergenza dei senza tetto in città, perché sono un po' dappertutto, emergenza che è stata parzialmente risolta. I migranti si dicono molto delusi. Il servizio di Esmeralda Dalla Longa. Siamo molto delusi dalla risposta che ci è stata data. Siamo arrivati pieni di speranze, perché è solo un posto temporaneo. Siamo molto delusi. È la voce ai nostri microfoni di uno dei migranti presenti nelle scorse ore in decine di fronte alla prefettura di Pordenone con l'obiettivo di chiedere una dimora permanente, un presidio che punta i riflettori sull'emergenza dei senza tetto in città, un tema sempre più sentito soprattutto dopo la chiusura del dormitorio invernale che ha aggiunto nuovi volti a quelli che già vivevano per strada. Sono stati ricevuti dal viceprefetto e da un funzionario e le risposte però sono insoddisfacenti.
sufficienti. Loro continueranno a cercare, dice il prefetto, i 50 che escono da Villareggia non dobbiamo preoccuparci perché stanno già trovando le soluzioni per queste persone, quindi non si aggiungeranno a quelli per strada anche questi 50 e quindi gli altri dormono fuori e uno alla volta, man mano che si libera un posto, verrà sistemato. Loro cercano di fare il possibile, sono state fatte delle gare d'appalto anche non molto tempo fa per reperire luoghi, diciamo, fisici dove poter mettere le persone in accoglienza. Se si investisse effettivamente su un centro di prima accoglienza, i soldi circolano e restano in un edificio che è a disposizione di tante persone italiane e straniere che siano. A margine dell'incontro avvenuto in prefettura è questa la risposta che vede ancora una situazione di stallo, almeno in tempi brevi, per quanto riguarda una parte dei senza fissa dimora. Una situazione non facile per gli stessi migranti che abbiamo sentito a caldo a margine dell'incontro. Vorremmo dire che ci sarà una casa permanente, ma ci toccherà tornare in questura ogni giorno. Abbiamo bisogno di una casa e vorremmo anche poter studiare per un corso di italiano. Il decreto sicurezza ottiene la fiducia alla Camera, ma resta la tensione con l'opposizione sul premio, il cosiddetto bonus rimpatri per gli avvocati. Venerdì il Consiglio dei Ministri per correggere la norma, e cioè domani ci sarà questa correzione, ma c'è chi con una lunga esperienza negli uffici immigrazione nelle questure di Treviso e di Venezia parla di polemiche strumentali. La polemica relativa al compenso previsto dalla nuova norma del decreto sicurezza relativa ai rimpatri assistiti, che prevede il compenso per l'avvocato che assiste alla pratica amministrativa, mi è sembrata un po' eccessiva. Mi pare che forse degli aspetti dovrebbero andare un po' rivisti nella polemica. Ho sentito delle frasi, viene intaccata l'autonomia dell'avvocato, che non è più autonomo, indipendente nella strategia difensiva, che viene in conflitto di interessi con il cliente. Ma qui stiamo parlando di un procedimento amministrativo chiesto e voluto dall'immigrato, non stiamo parlando di un processo penale. L'avvocato Luciano Meneghetti, già dirigente della Polizia di Stato, con una lunga esperienza di 11 anni nel settore dell'immigrazione, non ritiene fondata la polemica nata attorno alla norma del decreto sicurezza. Secondo Meneghetti, infatti, si tratta di una disposizione che va letta in modo più equilibrato, non penalizza i migranti, ma al contrario si inserisce in un quadro già previsto da una normativa europea in vigore da oltre 15 anni che disciplina il rimpatrio volontario assistito. L'immigrato rimane nel CPR, quindi l'immigrato ha interesse proprio e ha bisogno dell'assistenza di un legale che sia pagata per poter diminuire il proprio trattenimento, i propri mesi in cui langue in un CPR. Per l'ex dirigente la misura rappresenta uno strumento utile proprio a garantire maggiore tutela a chi decide liberamente di rientrare nel proprio paese, assicurando assistenza legale e procedure più chiare. Di conseguenza le critiche appaiono sproporzionate rispetto alla reale portata della norma. Perché sembra che l'alternativa al rimpatrio volontario sia restare in Italia con casa e lavoro. La normativa invece è diversa. La normativa dell'irregolare ha due alternative: o il rimpatrio forzato, con la possibilità di restare mesi e mesi dentro un CPR, o il rimpatrio volontario incentivato. Quindi è da qui che noi dobbiamo partire, altrimenti non si comprende il perché di questa norma che ha fatto il legislatore. Allora andiamo in pubblicità con i nostri registi Edoardo Paris e Alessandro Granziera. State con noi e torniamo tra pochissimo. Lasciamo la cronaca e parliamo di cultura. Andiamo in diretta a Bassano del Grappa che, come sapete, punta ad essere la capitale italiana della cultura. Monica Smiderle con il nostro operatore Renzo Rigona. A te, Monica.
Sì, buongiorno a te direttore, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Dicevi bene, siamo in diretta da Palazzo Sturm, questa sede museale straordinaria nel cuore di Bassano che raccoglie collezioni importanti dei remondini ma anche dell'arte della ceramica del territorio. Con noi il sindaco Nicola Finco e la direttrice di Musei Civici di Bassano Barbara Guidi, e si è appena conclusa la conferenza stampa di presentazione della mostra che si inaugura oggi, Olivetti, l'arte di comunicare, una mostra che si inserisce in un percorso avviato dall'amministrazione comunale di Bassano e che punta all'ottenimento del titolo di capitale italiana della cultura 2029. Ricordiamo che la città è già stata città veneta della cultura nel 2025, un percorso importante, un percorso fatto di varie tappe, e tra queste anche la mostra dedicata a Olivetti. Sindaco. Sì, abbiamo deciso di portare questa importante mostra in quanto Olivetti è stato un modello imprenditoriale eccezionale a livello nazionale ed internazionale, dove si pensava non solamente allo sviluppo dell'impresa ma allo sviluppo di una comunità. È proprio quello che noi vogliamo fare con questa candidatura, questo dossier. Noi vogliamo parlare ovviamente dello sviluppo di una città a 360 gradi, quindi la cultura dell'impresa, dell'urbanistica, dell'innovazione, della sostenibilità, del welfare, cioè una comunità che cresce assieme, mondo comunitario, quindi le realtà del nostro territorio assieme alle imprese per creare ricchezza e benessere. E Olivetti ne è stato un grandissimo precursore, perché nella sua idea di impresa non c'era solamente lo sviluppo e la crescita di un prodotto, ma anche la crescita di una comunità, e penso che questo sia il modello vincente, soprattutto calando questo modello su Bassano e pensando soprattutto alle nuove generazioni. Direttrice, in mostra le stiamo vedendo, grazie al nostro operatore Renzo Rigon, macchine per scrivere che raccontano la storia di una grande azienda, appunto Olivetti, che ha saputo coniugare arte e tecnologia. Sì, e l'ha saputa coniugare al massimo grado, offrendo una sintesi straordinaria che è quella dell'arte e della tradizione del nostro paese, tecnologia e arte che servono a migliorare il mondo, a vivere meglio. La cultura quindi come motore di crescita, perché no, mediante la bellezza al più alto grado. Noi qui abbiamo selezionato alcune delle macchine per scrivere più iconiche, adesso stiamo vedendo la lettera 22, che per intenderci è la macchina da scrivere di Olivetti, che fa parte delle collezioni permanenti del MoMA di New York, quindi come uno dei più belli oggetti di design ma funzionali, tecnologici esistenti al mondo. E poi quella che io definisco la Ferrari delle macchine per scrivere, la famosa Valentin, la prima macchina al mondo che veniva portata in una valigetta di plastica, la plastica che allora era l'invenzione straordinaria del Novecento, con questo rosso Ferrari veramente straordinario, un oggetto di design che diventa anche un'immagine di uno stile di vita, di libertà e di grande benessere. Ma poi sono tantissimi gli oggetti in mostra, brochure, affiche, libri illustrati, opere di grandi artisti e di grandi illustratori che hanno contribuito a rendere Olivetti un'azienda unica nel mondo e a contraddistinguere lo stile Olivetti, l'immagine di Olivetti come un'icona incredibilmente ancora oggi estremamente attuale ed estremamente moderna. Insomma, l'arte di comunicare di Olivetti in qualche modo si lega anche a una collezione che viene conservata e protetta all'interno di Palazzo Sturm, che è quella delle grafiche Remondini. C'è un legame con la città di Bassano del Grappa e poi insomma il progetto di far diventare la città capitale italiana della cultura. Ringrazio il sindaco Nicola Finco, ringrazio la direttrice dei musei Barbara Guidi, direttore, la linea torna allo studio. Grazie molte, grazie. Ho rivisto la mitica lettera 22, ne ho diverse perché sono un collezionista di macchine da scrivere ed è quella che utilizzava Indro Montanelli. Io ho ancora tanti originali del direttore che avevo sottratto ai correttori di bozze, scritti con la lettera 22 e non si poteva
che diciamo, passare da questo servizio a Tiziano Graziottin, che è il direttore della scuola di giornalismo Dino Buzzati. Ciao Tiziano. Grazie per l'invito. Buongiorno direttore. Grazie molte. A proposito, macchine da scrivere, io ne ho alcune, anche Olivetti, ma soprattutto Remington, Adler, che sono dei macchinoni giganteschi dei primi del Novecento, anche fine Ottocento, che sono delle cose mastodontiche. Adesso siamo lì con delle tastierine, no? con i PC, con i telefonini. Una rivoluzione clamorosa. Io vedevo appunto la lettera 22, che era quella che usavo anch'io. Ricordo che bisognava farla perfino con la carta copiativa per tenere la copia dell'articolo che poi mandavamo al giornale, quindi veramente uno stravolgimento del mondo dell'informazione, forse più ancora rispetto al resto di quello che ci sta attorno. Senti, Tiziano Graziottin ho avuto il piacere di lavorare per tanti anni al Gazzettino. Adesso la scuola di giornalismo di cui sei direttore, Dino Buzzati, ci sarà il primo corso nazionale per pubblicisti, no? Sì, è una cosa di cui siamo orgogliosi, l'ho proposta al Consiglio dell'Ordine ancora un paio d'anni fa e siamo riusciti a portarla in porto. Come dicevi, è una iniziativa che, per come è strutturata, in 5 giornate, 5 mattinate di lezione con i migliori nomi del giornalismo veneto, vuole proprio cercare di dare una qualificazione ai collaboratori, ovvero a quei giovani, ma in realtà non solo, che stanno fuori dalle redazioni, ma sono spesso la prima linea, come sai, direttore, soprattutto per quanto riguarda i quotidiani, ma non solo. E quindi riteniamo che in questo mondo in cui si fa una gran confusione tra comunicazione e informazione, in cui tutti si ergono comunicatori, senza avere però le basi per fare una buona informazione, riteniamo che sia importante che tutti i giornalisti, a cominciare proprio dalla prima linea e quindi i collaboratori, abbiano le basi per fare bene questo mestiere, che non vuol dire farlo solo su un piano di saper scrivere, ma anche di saper rispettare le regole deontologiche del nostro mestiere, che sono evidentemente sono sempre più importanti. Basti parlare quando trattiamo di minori, quando trattiamo di violenza di genere e via dicendo. Quindi abbiamo voluto fare un corso proprio per strutturare questi ragazzi. Ecco, ed è importante perché sempre più spesso in giornali e televisioni vengono utilizzati collaboratori che non sono neanche tutelati, ai quali tra l'altro vengono affidati compiti delicati come la giudiziaria, no? Per cui un corso per pubblicisti, cioè per coloro che non sono nell'albo dei professionisti, che non hanno magari un'esperienza, non sono ferratissimi su alcuna materia, è fondamentale. Sì, hai colto nel segno, perché questo è veramente il grande problema, perché il collaboratore soprattutto, ripeto, del giornale, perché sono i giornali che per la loro struttura evidentemente hanno bisogno di avere, no, un collaboratore per ogni paese. Ecco, sono proprio loro ai quali rischiano di arrivare addosso delle situazioni più grandi di loro, perché l'omicidio clamoroso può succedere anche nel paesino più sperduto, come sappiamo. E quindi questi ragazzi evidentemente in quel caso sono affiancati dai professionisti, ma comunque hanno a che fare con una vicenda delicatissima, in cui ogni singola parola va soppesata, in cui bisogna soprattutto conoscere bene le regole del gioco, bisogna appunto, per non danneggiare una potenziale vittima, e in ogni caso per rendere alla collettività, ai cittadini e agli utenti una informazione corretta. Ecco, questa è stata, diciamo, l'idea base per cui siamo partiti con questo corso, anzi partiremo martedì prossimo, 28 aprile, all'M9 di Mestre. Ecco, il convegno sulla violenza di genere, perché anche su questo fronte i giornalisti devono stare particolarmente attenti, no? Sì, ne avremo uno. Avremo il momento più importante il 6 giugno nell'auditorium dell'M9 di Mestre, proprio sulla violenza di genere. In particolare il tema, il focus, per ricondurmi alla tua trasmissione, è cercare di capire se si può parlare di un prima e dopo Giulia Cecchettin, cioè se questa vicenda tremenda e il successivo impegno del papà di Gino, che tutti conosciamo, ha effettivamente determinato un prima e dopo.
Noi pensiamo di sì, pensiamo che da parte del mondo del giornalismo per fortuna ci sia un approccio diverso, ma non solo, pensiamo anche alle forze dell'ordine, all'aspetto giudiziario, cioè pensiamo che effettivamente sia uno spartiacque e per questo, per parlarne, abbiamo invitato ovviamente Gino Cecchettin, il padre di Giulia, Giusy Fasano, che è una inviata del Corriere della Sera che tratta questi aspetti, la dottoressa Moroni della Procura di Venezia e l'ex prefetto Carlo Boffo, e quindi insomma, pensiamo di mettere al tavolo in questa mattinata degli esperti di alto livello proprio per confrontarsi su questo tema e stabilire se c'è questa idea che abbiamo di un prima e dopo Giulia. Senti Tiziano, mi interessa chiederti un parere sull'intelligenza artificiale nel nostro mestiere, no? L'intelligenza artificiale, che si dice da più parti, è un'opportunità ma è anche un pericolo. Penso per esempio a lavori intellettuali che potrebbero subire dei danni dal punto di vista occupazionale. Ma io su questo invece non sono pessimista ma ottimista, e mi spiego. Ritengo che il vero giornalista, quello che come dire, abbiamo conosciuto noi in questi 40 anni di giornalismo, sia quello che va sul posto, sia quello che si informa, sia quello che raccoglie le informazioni o quello che crea dei contenuti originali. E questo credo sia la forza. L'intelligenza artificiale in realtà può essere un grandissimo supporto al nostro lavoro. Pensiamo a lavori di archivio che possono essere fatti con tempi assolutamente straordinari, con una precisazione però che tutto va verificato, cioè non possiamo prendere in maniera critica quello che ci viene proposto, sappiamo le incognite che ci sono, sappiamo le famose allucinazioni dell'intelligenza artificiale, sappiamo che ad esempio nelle prime versioni l'intelligenza artificiale era chiamata a dare comunque una risposta anche se non ce l'aveva, e quindi credo che, tornando però alla tua domanda direttore, credo che in realtà sia un'opportunità che va gestita, ma che per la professione giornalistica ci sia una rinnovata centralità paradossalmente. Grazie molte. Grazie Tiziano Grazzottin, direttore della scuola di giornalismo Dino Buzzati. Adesso andiamo in pubblicità, torniamo tra un paio di minuti. La vicenda della bambina di 14 mesi lasciata fuori da un teatro di Conegliano, perché secondo gli organizzatori i bambini piccoli danno fastidio ovviamente alla protesta dei suoi familiari. Noi ieri sera dovevamo andare a Conegliano a vedere uno spettacolo, io, mia moglie e le mie due figlie, una di 9 e una di 1 anno e 2 mesi, ma alla richiesta di se potevamo portare la bambina piccola ci è stato detto di no, perché poteva recare fastidio, piangendo e quant'altro. Hanno acquistato 3 biglietti, totale 130 euro, per lo spettacolo del comico Francesco Cicchella al Teatro Accademia di Conegliano, ma alla serata di divertimento non ci sono potuti andare perché gli organizzatori hanno impedito alla famiglia residente a Carbonera di accedere alla sala portando con sé la figlioletta di 14 mesi. I bambini di quell'età danno fastidio, questo si sono sentiti dire i genitori, che a quel punto hanno rinunciato allo show, così come l'altra figlia di 9 anni. Mamma e papà hanno scoperto di non poter far entrare la bimba giusto perché per scrupolo hanno chiamato l'organizzazione per sapere se in sala potevano accedere con il passeggino. Di non poter portare bimbi piccoli non era stato specificato da nessuna parte. Comunque posso capire se fosse stata un'opera, una roba del genere, però insomma dei comici che vedi anche in TV su Zelig, che comunque partecipano bambini e quant'altro, non mi sembrava il caso di dire una roba del genere. Bambini considerati non delle persone, degli spettatori come gli altri, ma un fastidioso intralcio. Sono andato a varie manifestazioni perché cerco sempre di portare i figli ovunque senza lasciarli dai nonni. Sono andato allo stadio a Monigo a vedere la partita del Benetton Rugby e la bambina era sempre stata ben voluta, e su varie manifestazioni io me la porto sempre dietro, però si vede che al teatro, che tanto si lamentano che non vanno i giovani, li bloccano già da bambini. Alla coppia non è rimasto altro da fare che inviare un'email con richiesta di rimborso, ma ancora non ha ricevuto risposta. Sì, voglio il rimborso, però non è tanto quello, è proprio
Vai a spiegare a una bambina di 9 anni, sì, guarda, non siamo potuti andare perché la sorellina che hai tanto voluto ti ha proibito di andare al teatro perché c'è gente che non vuole i bambini a teatro. Non capisco perché poi dobbiamo vedere inquadrate le mani di chi parla, cioè in questi casi è giusto, è anche utile quando si fanno queste proteste metterci la faccia, no? Vediamo a Venezia, è stato presentato il cartellone della 46esima edizione di Opera Estate Festival Veneto. Vediamo. Presentato a Venezia l'atteso cartellone di Opera Estate Festival Veneto, giunta alla 46esima edizione, che tra Bassano del Grappa, città capofila, e i luoghi della Pedemontana Veneta vedrà in scena più di 110 spettacoli e oltre 680 artisti provenienti da 15 paesi. Danza, teatro, musica, circo contemporaneo e progetti dedicati ai più piccoli daranno vita a una programmazione ampia e trasversale che intreccia creazione artistica, valorizzazione del territorio con particolare attenzione ai linguaggi del contemporaneo. Di un festival sempre più attrattivo che punta non solamente a promuovere la cultura nel nostro territorio ma anche a valorizzare dei talenti nazionali e internazionali, creando grandissime collaborazioni con importanti istituti culturali di tutto il mondo. Quindi oggi Bassano, si può dire da un punto di vista culturale, è un punto di riferimento a livello europeo. Ospitiamo i nostri spettacoli sia a Bassano del Grappa che nei comuni partner del progetto, proprio non solo nei luoghi convenzionali della cultura come i teatri, ma anche in tanti altri luoghi, spesso piccoli, periferici, poco conosciuti, ma davvero dall'alto valore identitario, quindi con un obiettivo comune che è proprio quello di andare a valorizzare e far conoscere tutto il nostro territorio bassanese di parte della Pedemontana Veneta. Troveremo tantissimi progetti nuovi, soprattutto nuovi progetti di danza, di teatro, di musica, con artisti importanti e celebri e con tantissimi giovani artisti invece che il festival si premura di accompagnare appunto nel loro percorso, di presentare le loro nuove creazioni, di sostenere nella loro attività. L'appuntamento inaugurale il 1° luglio con la parata luminosa della compagnia francese Rémy Ménage che animerà il centro di Bassano con Legendary, corteo spettacolare tra figure gigantesche e interventi coreografici. Visto di Vanessa Banzato. Adesso andiamo a Belluno in diretta da Fabio Fioravanti e il nostro operatore Stefano Bozzi perché c'è un importante accordo per le tappe dolomitiche del Giro d'Italia. A te Fabio. Candina di questa Alleghe Pian di Pezzè presentata quest'oggi. Con noi l'assessore, ma anche, ricordiamolo, presidente per il Fondo Comuni Confinanti, forse oggi più presidente che assessore, Dario Bond, e il sindaco Daniele Torni di Alleghe. Ricordiamo che stiamo parlando della tappa del Giro Italia Feltre Alleghe del 29 di maggio, data in cui ci sarà anche il Giro d'Italia su biciclette elettriche da Agordo a Alleghe, e poi ci sarà, ricordiamo, il Giro Italia Donne a Belluno con la cronoscalata illegale il 2 di giugno e poi a Longarone il 3 di giugno. Dunque Giro Italia che in Veneto c'è sempre, ma torna in provincia di Belluno dopo un anno di stop. Penso che lei sia particolarmente contento di dimenticare lo stop. Sì, lo stop è stato un grosso pugno sullo stomaco, legato anche a una serie di situazioni che capisco e quindi non sto dando colpa a nessuno, però il dimostrare che l'anno dopo ci siamo con 4 eventi di questo tipo, con RCS al centro della valorizzazione del territorio bellunese, per me è una grande soddisfazione. Devo dire che il 2025 non avere avuto una tappa, con le idee che avevo io, insomma, non ho pianto, ma sono stato male diverse notti, ecco, questa è la verità, perché la passione che c'è sul ciclismo e la passione di valorizzare il territorio mi ha portato a essere triste. Sono felicissimo adesso però. E allora penso che fosse persino più felice di lei sia il sindaco di Alleghe. Sono felice e anche un po' preoccupato perché è un arrivo importante in un contesto che non è semplice, quello dei piani di Pezzè. Oltretutto non c'è un arrivo solo, c'è l'arrivo del Giro E e l'arrivo del Giro d'Italia professionisti. Comunque ci stiamo lavorando per poter fare un arrivo al meglio, dando soddisfazione anche a tutti gli spettatori che verranno a vederlo. Naturalmente
Naturalmente ci saranno dei problemi logistici, ma questo verrà risolto con delle informazioni che usciranno continuamente man mano che ci sono degli aggiornamenti, soprattutto sulle chiusure del traffico e per i parcheggi, considerato che la nostra non è una valle molto ampia e quindi i parcheggi dovranno essere ricercati e sfruttati al massimo. Assessore o Presidente, scelga lei in che ruolo vuole rispondermi. Lei ha anche parlato, e sono importanti, di numeri che riguardano gli spettatori, i collegamenti, i paesi e il denaro. Allora, facciamo un ragionamento complessivo. In Italia, Giro d'Italia porta 2 miliardi e 200 milioni di ritorno, di indotto, porta fondamentalmente il 61% delle persone che vanno a vedere una tappa a ritornare a mangiare un boccone oppure praticamente a pernottare. Porta un ritorno per ogni tappa di circa 34 milioni di euro. Questo cosa significa? Significa che ha un investimento abbastanza limitato, 600 e passa mila euro, 640 per esattezza. Noi abbiamo dei numeri colossali che rimangono, attenzione, sul territorio come ritorno anche 18 mesi dopo il passaggio della tappa, quindi un semina che se vogliamo definirla arcaica è una semina vera su un terreno fertile che porta buoni frutti. Dopo il grande successo delle Olimpiadi invernali che dovevano essere di Milano Cortina, sono state decisamente di Cortina e qualcun altro, quanti vedranno nel mondo il Giro d'Italia, quindi le Dolomiti Bellunesi? I numeri dicono? I numeri dicono, allora, ci sono dei numeri complessivi che tengono in considerazione anche i contatti internet, 1 miliardo e 300 persone. Ci sono 300 milioni. Sì, 300 milioni, però attenzione, ci sono dei numeri di contatti complessivi che parla di milioni, tanti, 650 milioni di persone che vengono contattate direttamente e indirettamente da questo evento. Prima di salutarci, direttore, io vorrei con il sindaco di Alleghe un ricordo a cui lui tiene molto nel pensare a questa tappa. 26 giugno 1992, Pantani vinse quella tappa, mi sembra fosse la penultima del Giro Dilettanti, che poi l'ha incoronato come scalatore, e questo per noi è una grande soddisfazione. Mi sembra che ci sia anche la Cima Pantani proprio su quell'arrivo. E allora, ricordando come questa sia, ricordiamo un'iniziativa che tocca tante località, abbiamo detto Feltre, Alleghe, Agordo, Belluno, il Nevegal, Longarone, una grande festa di sport, uno stare assieme, perché vedremo tantissime persone sulle strade, sulle curve, con i camper accampati da un giorno prima, 2 giorni prima, per vedere poi in realtà un secondo di corsa che passa loro davanti, eppure vanno e restano per amore per questo sport, per vedere i corridori a un passo da loro. Quindi è un momento che porterà tantissima gente in provincia di Belluno, una grande festa popolare, come è sempre il Giro d'Italia. Per noi, direttore, è tutto, grazie per la linea allo studio. Grazie Fabio. Fabio Fioravanti, Stefano Bozzi per la parte tecnica. Gli ospiti di questa sera a Focus, Antonella Argenti, Nicola Atalmi, Paolo Bonafè, Cesare Dalmaso, l'imprenditore Alberto Filippi che è stato rapinato nella sua villa qualche giorno fa, Alessandro Loddo, Guido Rizzo e Cristina Zanini. Conduce Ivano Tolettini, perché io sarò a Davano Terme a presentare il mio libro su Focus, raccontare il Nord-Est, alle 18, Piccole Tentazioni, in Piazza della Repubblica 4, in questa splendida località nel Padovano che è Abano Terme. Grazie, è tutto per oggi, grazie ai nostri registi Edoardo Paris e Alessandro Granziera, buona giornata.